Siamo giunti alla quinta corsa dal Savio, un confronto riservato ai 3 anni sul miglio, 6 dietro l'autostart, lo schieramento 1 Abramo Petral, 2 Alice Trio, 3 Averla Jet, 4 Avicaciac SM, 5 Aerobic B, 6 Alleluia LZ. In chiusura Alice Trio e Averla Jet le più appoggiate, poi Averla Jet ripassa favorita anche piuttosto nettamente su Aerobic B e Alice Trio vicini. Stacca la macchina e parte veloce Averla Jet che conquista la testa. Aerobic B cerca di accodarsi in seconda posizione, lo fa in 100 metri mentre al largo rimane Alleluia LZ. È partita molto forte Alice Trio invece, che anche Abramo Petral è riuscito a contenere, e quindi dopo 200 in 15 Averla Jet alla prima uscita per Lorenzo Baldi conduce nei confronti di Aerobic B, poi Abramo Petral, ancora Alice Trio, Avicaciac SM, mentre ha ripiegato in coda Alleluia LZ. 39 per i 400 iniziali, continua a condurre la favorita di Lorenzo Baldi, che precede Aerobic B, in terza posizione Abramo Petral, mentre accenna a spostare all'esterno Alice Trio, che dopo 600 metri in 47,9 esce al largo, ma viene anticipata da Abramo Petral. Al comando Averla Jet, Abramo Petral esce all'esterno in anticipo su Alice Trio, alla corda è sempre Aerobic B, intanto gli 800 in un tranquillo 1-3-3 per la battistrada, che affronta la penultima piegata con a fianco Abramo Petral lungo la corda Aerobic B con all'esterno Alice Trio, poi Avicaciac SM, Alleluia LZ che chiude 1:18,8 il passaggio al chilometro. E ora 500 dalla conclusione, allunga Averla Jet, Abramo Petral all'esterno, alla corda c'è Aerobic B, poi Alice Trio al suo esterno, 400 alla conclusione, 14,4, Averla Jet allunga, viene via Alice Trio in terza ruota, che sopravanza Abramo Petral, mentre lungo la corda è sempre Aerobic B. Cavalli al completamento della curva finale con Averla Jet in vantaggio, Alice Trio che si lancia all'esterno, mentre può spostare anche Aerobic B, ma ora allunga la battistrada. Ci prova Aerobic B, ultimi 80 metri di gara con Averla Jet che controlla la situazione e vince nei confronti di Aerobic B. Al terzo chiude Avicaciac SM. 1:16,4 ma 29,3 a chiudere, 14,1 la retta d'arrivo. Averla Jet, le voci erano buone per la neolieva di Lorenzo Baldi, che alla prima uscita fa subito centro. 2,60 la quota al totalizzatore per Averla Jet. Andiamo a rivedere le fasi conclusive con Averla che nel finale controlla agevolmente Aerobic B, che corre comunque bene al suo seguito, e alla fine arriva a una lunghezza abbondante dalla vincitrice, mentre per il terzo sbuca all'interno Avicaciac SM. Quinta Cesena, arrivo 3,54, naturalmente ancora ufficioso.